Siamo nel post partita di Sarzana Giovinazzo, 23esima di campionato, siamo con Paolo Colamaria. Questa sera un 3-0, il risultato finale del Sarzana dopo un primo tempo terminato 0-0 che dimostrava la partita tirata che è stata, no? Due squadre che sono date battaglia dall'inizio alla fine, molto chiusa come partita nonostante le tante occasioni. Come hai visto la squadra, come hai visto la partita di stasera? Beh, noi siamo arrivati qui preparati, che sapevamo che questa è una pista, come sappiamo, difficilissima, da filo da torcere a tutte le squadre, anche come il Trestino, Forte dei Marmi, squadre di livello alto. Siamo venuti qui, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto tantissime occasioni, ma veramente tante. Faccio complimenti a Corona perché oggi ha fatto veramente una grandissima partita. Secondo me abbiamo giocato bene perché siamo venuti qui preparati, solo che non abbiamo saputo finalizzare, e quindi complimenti a Sarzana perché ha saputo sfruttare l'occasione. Ora il Giovinazzo deve guardare alle prossime, ultime importanti partite. Giovinazzo che, come il Sarzana, in qualche modo aveva iniziato in maniera difficile la stagione, poi si è ripreso alla grande, ora nono posto in classifica, però pochi punti per l'ottavo. Cosa vuole fare il Giovinazzo da qui fino alla fine? Fino alla fine della stagione, come penso che si sappia, già il Giovinazzo vuole puntare alla classifica più alta possibile, quindi cercheremo comunque di vincere tutte le partite. Adesso ci aspetta una partita contro il San Rigo sabato, sappiamo che non è facile, però giochiamo in casa, come penso che si sappia, abbiamo un grandissimo pubblico, dei grandissimi ultras, e quindi penso che sabato sarà una partita difficilissima. Penso che giocheremo al meglio per portare i 3 punti a casa perché sono importantissimi per la stagione.